Riprendere con la marcia tambureggiante, ricca di colpi all'interno di una cornice ormai a favore sembra scontato, ma oggi sarà fondamentale tornare a vincere. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Santissima Trinità di Geraci Siculo, provincia di Palermo, Geraci San Fratello, ottava giornata del girone B, da 6D, Gnassi e Pecoraro in difesa, Albanese, Gonzalez, Villar, Serio e Coco a centrocampo, Velardi e Marrone in attacco. Risponde il San Fratello con il 4-4-2 di Martino in porta, Drago, Regina, Ugrotte, Monastra in difesa, Galati, Vergara, Pitarresi ed Italia, centrocampo, Bontempo e Fiore e la coppia di attacco a disposizione di Salvatore Bongiovanni, che oggi deve fare a meno dell'eterno Delfio Calabrese. Gaetano Mirto invece deve fare a meno di Valor, squalificato 4 giornate, ha preso un rosso in casa della Pro Falcone per un pugno dato a un avversario. Clima un po' gelido qui a Geraci Siculo, siamo nel Parco delle Madonie. L'arbitro della partita è Federico Di Carlo di Palermo, assistito da Luigi Pirozzo, anche lui di Palermo. Il secondo assistente è Vincenzo Settipani di Trapani. Entrambe le squadre sono pronte a far girare il primo pallone con quest'ultimo che deve essere confermato. Geraci che ha avuto modo di pareggiare in campionato lo scorso weekend in casa della Pro Falcone, mentre un successo rivitalizzante quello del San Fratello che non otteneva da un po'. Tutti comodi, inizia Geraci San Fratello alla Santissima Trinità. Subito Ditale, non sicuramente un abbinamento favorevole a chi vede la partita. Gnassi, pallone largo da Pecoraro, il passaggio per Serio, dietro di nuovo per Filippo Pecoraro, lancio in profondità, trova l'Albanese, lo stop contro la pressione di Drago, pallone dietro per Serio, avanza Serio, c'è spazio per il cross, tocco con il braccio da parte di Drago, c'è il calcio di punizione per il Geraci, braccio largo da parte del difensore classe 87 Daniele Drago, una carriera di esperienza per lui. Tra l'altro ci fu un episodio abbastanza curioso perché con la maglia del Sant'Agata, squadra con cui ha giocato per 13 stagioni, che è nato lì a Sant'Agata di Militello, ha ricevuto nel 2013 una squalifica di 5 anni a causa di un'aggressione fisica a un arbitro. Ultima esperienza alla Gioiosa, sempre in promozione. Parte Serio, pallone in mezzo, respinto di testa in fallo laterale. Rimessa per la squadra di Mirto, il pallone raccolto da Albanese. Lo scambio tra Serio e sono stati questi due cambi, con Saidi che ha preso il posto di Aversa. Per lui è la prima da titolare in campionato.
Stessa cosa per Coco, largo a sinistra, che prende il posto di Valor. Pallone ricevuto da Marcos Vergara, la figura da attenzionare di più in casa San Fratello. Dall'altro lato invece c'è Gioacchino Serio, l'ultima volta qui in casa nel 6-0 contro il Villarosa. Fascia da albanese e protegge il pallone contro Pitarresi. Serio, il cross dentro, secondo palo, vola Di Martino, si cerca una deviazione con il braccio per conquistare un calcio di rigore. Questa la tattica di Coco. Ha dovuto levar via il pallone Davide Di Martino, il portiere del San Fratello, arrivato a stagione in corso. Fallo su Serio, calcio di punizione. Gonzales, Sedi, Coco, lungo linea il pallone per Marrone, deviazione per il cross dentro e calcio d'angolo per il Geraci. Che ha provato a spingere sulla fascia di destra con Bartolo Coco. Intanto c'è il 2-0, quasi contro ogni pronostico, della Sant'Angelese contro la Gorgogna Delia, doppietta di Spinella. Il calcio d'angolo per il Geraci, pallone in mezzo, leva via ancora una volta Di Martino. Gnassi da quelle parti. Arbitro concede una rimessa dal fondo per il San Fratello. Subito lavoro per Davide Di Martino, il portiere del San Fratello, che a Palermo ci ha giocato con la maglia del CUS e anche nella vecchia polisportiva Castelbuono, un ex anche di Mussomeli e Acquedolcese. Il fischio che ha fermato tutto. Qualche problemino invece per Facundo Ugrotte dal punto di vista fisico e muscolare. Uno dei diversi argentini in casa San Fratello li ha anche il Geraci, sia giovani che con qualche esperienza in patria in più. Continua ad attaccare il Geraci, la prende Villar, si ritorna dietro da Gnassi. Gonzales calcia da fuori, pallone che viaggia in aria, finisce sul fondo. Sono comunque applausi per la squadra di Mirto, che già si è proposta diverse volte nell'area di rigore avversaria. 2 smanacciate di Di Martino dopo un cross. Poco fa l'opportunità con la respinta del portiere del San Fratello. Marrone era in area, non ha tirato verso la porta. Situazione non proprio favorevole per lui. Si andrà al rilancio, colpo di testa Serio, il pallone viene preso alla fine da Drago. Vergara, largo da Galati, verso il centro, serve di fatto a Serio, che non evita la scivolata di buon tempo, alla fine la prende comunque Serio. E giù Pecoraro.
Pallone che rimbalza davanti Saidi, segna sì, a terra. Dopo il contatto. E fallo in attacco. Albanese. Gira tutto. Vai Jake, direzione un po'. Vuole qualcuno in difesa anche Mirto. Tanto Serio dice a tutti di andare il più possibile profondi sul secondo palo. Buon tempo. Trova Serio. Marrone, riparte il Geraci. Pallone lasciato a Gonzales. Marrone poi allarga. La finta di Coco, la classe 2006. Ancora Coco. Segue il movimento. Gonzales trova prima di lui Manostra, che la butta fuori. Villar. Ancora Coco. Lo scambio con Gonzales e Coco. La battuta di Serio, Di Martino con i pugni da dietro Albanese, colpo di testa. Serio, solo lato corto, doppio passo, il cross provato, la deviazione, il calcio d'angolo di Galati. Nel frattempo c'è la fine del primo tempo a Misilmeri, Aspra in vantaggio sulla Pro Falcone, 1-0 il gol di D'Angelo al 32esimo. Questo orario ufficiale a partire da questo weekend con Aspra Pro Falcone 1-0 in questo momento, vantaggio esterno della città di Casteldaccia sul campo del Mistretta, 2-1, 2-0 della Sant'Angiolese, Adelia contro la Gorgonia. Tanto è stato annullato il gol della città di Casteldaccia, 1-1. In questo momento c'è il vantaggio del Gioiosa contro la super giovane Castelbuono, 1-0 il gol di Calabrese. E poi ovviamente Geraci, San Fratello ancora sullo 0-0. Questa settimana riposa il Villarò. Colpo di testa 2, non rimane nella mia. La punizione è battuta da Demiere. Gnassi, profondo Velardi, giù Regina. Stavolta il fallo lo ha commesso il Geraci. Ventunesimo, soltanto un'occasione importante da segnalare. Occhio a Vergara che l'ha agganciata benissimo. Pallone in avanti, stava passando verso Pitarresi. Gnassi ne ha due davanti. Albanese con Pitarresi in promozione. Avanza il Geraci, Coco, Marrone cerca il cross, la rimessa laterale vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Colpo di testa, allungare il pallone, il cross, pallone in mezzo, non ha staccato Velardi. Serio, pallone largo al volo, altra opportunità per Gioacchino Serio dopo la parata di Di Martino. Questa conclusione sicuramente è meno importante perché non è stata verso lo specchio della porta, ma i suoi arrivi da dietro verso l'esterno sono sempre pericolosi. Serio, Albanese largo, Serio calcia addosso però a Ugrotte.
Cambia Pecoraro a cercare Coco, colpo di testa verso Marrone, pallone troppo però verso il compagno con Ditale, la prende Villar, Regina, non esce palla al piede, riesce però a servirla ai compagni, pallone lungo a cercare la corsa da parte di Fiore. Sì. Saidi. Marrone dietro il cambio di Gonzalez, colpo di testa di Pitarresi, rimessa laterale battuta già da Pecoraro. Villar, Saidi, Coco, giro palla del Geraci che come da pronostico sta facendo la partita. Regina a staccare di testa Villar, ottimo il passaggio per Gonzalez, morbido pallone verso Marrone, aspetta il rimbalzo, calcia il volo Marrone, il gol del Geraci con Mirko Marrone, sono 12 in 11 partite, è veramente devastante Mirko Marrone. Gli applausi della Santissima Trinità, il gol di Marrone. Il gol di Marrone. Fiore prova ad avanzare il San Fratello in profondità a cercare Marcos Vergara. Rimessa laterale per la squadra di Bongiovanni. Bisogna un po' indietreggiare per la battuta. Vitale. Non si intende il San Fratello. Squadra che punta a una salvezza alla prima partecipazione nel campionato di promozione dopo aver vinto un campionato di prima categoria 3 anni fa. Ci fu però la rinuncia. Infatti per quel motivo diversi giocatori che a oggi giocano con il San Fratello hanno cambiato squadra. Attenzione all'avanzata da parte di Velardi, la protezione del pallone, area di rigore, sinistro in mezzo sporcato, c'è ancora il Geraci a girare il pallone, serio da fuori, sfiora il palo, stava entrando, traiettoria leggermente strana ma quasi vincente per Serio. Alla terza occasione della sua partita, pallone teso verso l'incrocio dei pali, uscito di poco fuori. La battuta basso del calcio d'angolo, Villar prolungamento, il pallone scorre, arriva dall'altro lato, Marrone guarda chi c'è in area, cross in mezzo, Velardi di testa, anticipato di Martino, c'è fallo su Drago, insegue qui Vergara, prova ad allungarsela da solo, c'è il calcio d'angolo. Iniziato intanto il secondo tempo a Mistretta, per Mistretta città di Casteldaccia, sempre 1-1 al Lentini. Stesso risultato della partita contro il San Fratello in quel derby dei Nebrodi. La battuta di Bontempo, secondo palo, colpo di testa in mezzo all'area, poi il tentativo da fuori di Ditale. C'è stato però un fuorigioco segnalato dalla terna arbitrale.
Gnassi scambia con Gonzales. Pallone profondo di Pecoraro. Rimessa laterale però dall'altro lato. Vai, Jake, vai. La battuta, colpo di testa di Giovanni Albanese. Ancora Drago. La sponda provata da Fiore. Gnassi dietro Gonzales, Saidi, largo Coco. La pressione di Vitale, Coco se la cava. C'è il raddoppio del Gioiosa contro la super giovane Castelbuono. Il gol del solito Agostino Tranchita al 31esimo. Questa qui è stata l'altra partita che è iniziata alle ore 15 assieme a Geraci San Fratello. Lancio profondo, c'è Gnassi a fermare Vergara. Gnassi, colpo di testa, mette fuori Saidi. Si è avventato su quel pallone Malang Saidi perché Vergara aveva superato Gnassi. Un po' con lo stesso criterio di qualche minuto fa, sempre in quella zona di campo. Calcio d'angolo dunque per il San Fratello, sta cercando un po' questa tattica per rispondere al gol segnato da Velardi, ovviamente di Marrone, pardon. Parte la battuta, colpo di testa provata da intanto Gnassi rischia tanto sull'attacco di Fiore. Serio, largo, il pallone accentrato, Serio gira il pallone di Villar, fortunato Villar Di Martino. Ottima parata questa, seppur centrale, è volato quasi sotto la traversa. La conclusione morbida di Franco Villar. Nel frattempo il vantaggio esterno della città di Casteldaccia sul campo del Mistretta, 2-1. Geraci che invece poco fa ha sfiorato il raddoppio con Villar, quello che poteva essere il suo primo gol in Italia, perché insieme ad altri suoi compagni proviene dall'Argentina. Pallone in mezzo, Pecoraro, alto di testa. Vai ragazzi, vai con il nodo. A parte il gol, Di Martino le sue parate le sta facendo, però come in ogni partita di calcio alla fine dei conti il risultato può essere significante. La rimessa laterale per il San Fratello, gira subito dietro Vitale, la protezione del pallone con il calcio di punizione. Conquistato da Buontempo. La battuta affidata a Santiago Ditale. C'è Drago alla battuta, chiede a Vergara di inserirsi in area di rigore. Drago basso, Buontempo, Drago in ritardo, lo voleva il compagno, in scivolata la mantiene in campo, no, infatti era uscita. Drago ci aveva creduto inizialmente. Saidi
profondo, alla fine preso. Rimane a terra però Velardi. Vai Cecca, facci accelerato lui. Leggiamo gli spallini con 50 euro. Papi non scommette. Si rialza Claudio Velardi. Pallone consegnato da Serio al San Fratello. Galati riceve Vergara, pressato da Serio. Drago rischia la pressione di Albanese, pallone che scorre in fascia, il passaggio di Pitarresi, spazza via Gonzales. Serio, l'alzata di Albanese, l'aggancio di Velardi, porta con sé il pallone, poi cade giù, calcio di punizione acquistato da Velardi, ne fallo secondo l'arbitro da parte di Gianluca Galati, richiamato da Di Carlo di Palermo, ed è calcio di punizione per la squadra di Mirto, meno di 10 alla fine del primo tempo. Punizione affidata al solito Serio. Parte Serio, vuole la porta, va fuori. Una traiettoria che ha ricordato il gol contro il Villarosa. Colpo di testa da parte di Fiore. Albanese, 3 intorno a lui, la riesce a servire ma gli avversari. Buon tempo, cambia tutto nella direzione di Vergara, ma nulla da fare per l'avanzata del San Fratello. Serio a interrompere tutto, l'alza Drago, dall'altro lato il colpo di testa di Coco. Marrone è ancora viva, arriva Coco, Vitale prova a salvarla. Saidi in zona insieme a Agnasi, quest'ultimo a mettere in fallo laterale. Drago cerca di costruire qualcosa il San Fratello, ancora nessuna occasione per la squadra di Bongiovanni, che è impensierito Demiere. Tanto lavoro invece per Di Martino dall'altro lato. Molto bene Vitale per Vergara, limite Vitale, si allarga a buon tempo, ancora Vitale, riesce a passarla, poi nessun fallo su Galati, riparte il Geraci, tutto regolare, pallone spazzato via. Sono sempre i palermitani a prenderla. Quelli che stanno fermi là, poverini loro. Partita un po' bloccata. Sì. Servizio per Gonzales verso Velardi, colpo di testa a levar via, la va ad alzare Marrone per Di Martino. Il lancio lungo verso Fiore e Vergara, colpo di testa di Ignasi, la prende Albanese, dietro Pecoraro, Villar, Gonzales, solita girata rapida, sale Saidi, Coco,
pallone lo prende alla fine Galati. Buon tempo il tacco da parte di Fiore, prova ad avanzare il San Fratello, Fiore lascia passare Vergara, Galati, c'è sempre lui allarga verso Ditale, si sgancia Coco, passaggio piccolo con Vergara che non la gestisce più. Meno di 3 minuti sarà fine primo tempo, probabilmente non ci sarà del tempo di recupero, forse un minuto. Date magari le esultanze al gol di Marrone. Serio? Occhio, limite, calcia Serio! Esce di poco anche questa. Sfiora il primo palo Gioacchino Serio. Qualche voce da parte di Gaetano Mirto, l'allenatore della Geraci. Si continua qui, Serio, non c'è il varco per passarla a Marrone, alla fine la mette fuori il San Fratello con Facundo Ugrotte. Gioco che si interrompe, magari per questo motivo ci potrebbe essere quel minuto in più da giocare per questo primo tempo. Il pallone consegnato a Marrone per l'ennesima rimessa laterale e l'ennesima riconsegna del pallone. Tre volte così nel giro di poco tempo. 3-0 della Sant'Angiolese a Delia. Questo è un grande risultato. Gol di Spinella, tripletta dunque. Regina insiste di testa, la prende Fiore, non è spazzato proprio nella panchina del San Fratello, panchina per dire perché ci sono delle sedie da campagna a bordo campo nell'area tecnica dei due allenatori, panchine che devono ancora arrivare alla Santissima Trinità, quelle fisiche. Per adesso si va avanti in questo modo, anche un po' simpatico. Sarà punizione per il San Fratello, c'è un cartellino giallo estratto dall'arbitro verso Bontempo. Vai capitano! Tempo di recupero che alla fine c'è, con il gioco che è stato fermato diverse volte negli ultimi minuti. Rimessa San Fratello, Bontempo, ammonito poco fa. Largo da Monastra, sono ancora i messinesi ad andare avanti. Con Monastra che però è rimasto giù. La panchina del San Fratello lamenta un fallo, un calcio verso Monastra. Non c'è stato nulla secondo l'arbitro. Ancora Vergara. Adesso Bontempo, pallone largo, Niassi spazza per sicurezza in profondità a cercare Velardi. C'è però la copertura di Ugrotte in fallo laterale.
C'è però la fine del primo tempo, 1-0 tra Geraci e San Fratello, il gol da parte di Marrone al 25esimo minuto, una partita controllata dai palermitani con diverse occasioni, soprattutto per Serio, che ha sfiorato il raddoppio, ma ha sfiorato anche il gol che poteva essere quello del vantaggio, poi trovato da Marrone in piena area, un colpo al volo che ha battuto Di Martino, che di contro ha effettuato diverse parate interessanti sia in situazione di 0-0 che dopo il gol del Geraci. San Fratello che non è riuscito al momento nel tiro verso lo specchio della porta, difeso da De Miere. Vedremo un po' cosa riuscirà a costruire la squadra di Bongiovanni nella ripresa. Prima di lasciarvi, vi proponiamo le immagini di Lascari Cefalù Castelluccese, l'anticipo di campionato che si è giocato ieri al Nuccio Signorello di Collesano. Il primo gol è arrivato con Sferruzza, che ha scavalcato il portiere della Castelluccese, l'ha messa dentro per il vantaggio della squadra palermitana. Lascari Cefalù che ha trionfato per 3-0, la squadra che è salita all'8° posto a 8 punti. Qui c'è il calcio di rigore che ha permesso alla squadra allenata da Zappavigna di raddoppiare. Infatti dal dischetto si è presentato Ribaudo, che dopo la sua rincorsa abbastanza lenta ha battuto il portiere avversario per il raddoppio del Lascari Cefalù. Sempre nel primo tempo non passa molto per vedere il gol del Tris, infatti Ribaudo, guardate un po' che si inventa da fuori area, il gol sotto la traversa del 3-0 del Lascari Cefalù, tutti ad abbracciare Ribaudo in mezzo al campo. Una partita messa al sicuro già alla mezz'ora per la squadra di Zappavigna, veramente un Eurogol segnato quello da Ribaudo, che ha messo così la partita al sicuro. Nel secondo tempo, in apertura, la Castelluccese va anche in 10 per questa espulsione, una gara alla fine gestita dalla squadra di Zappavigna, che così sale a 8 punti in classifica, questa classifica del girone B di promozione siciliana. Noi ci ritroviamo tra meno di 10 minuti per il secondo tempo di Geraci San Fratello. Marretta, un po' rischia. Poi da Ricca viene raddoppiato. Romano attacca la porta, poi vede il compagno e la sblocca. Al primo pallone probabilmente toccato della sua partita, Francesco Campisi con la maglia numero 9 la sblocca, fa 1-0 su un raddoppio palla su Vincenzo da Ricca, che ha perso il pallone contropiede, e con la maglia numero 9 un giocatore così non può mai sbagliare. Vede lo spiraglio per Russo, la palla geniale, ma viene fermato. Musso può ripartire, Musso allarga il gioco sul compagno, palla al secondo palo e poi l'autogol sfortunatissimo di Vincenzo Sgarlata, ma c'era comunque Campisi pronto a intervenire, ovviamente non avrebbe mai potuto sbagliare da quella distanza. 2-0. Ma da Ricca uno schema, Marretta! Perfetto il capitano, palla geniale di Daricca e la riapre il Palermo calcio a 5, e chi se non lui, il capitano, l'uomo più rappresentativo di questa squadra. Entra nel vivo la Coppa Italia di Eccellenza con l'andata dei quarti di finale in campo lo stadio Nino Vaccara di Mazzara del Vallo, la Mazzarese e la Don Carlo Misilmeri, due squadre che arrivano a questo appuntamento con 2 roboanti vittorie. Gli uomini di mister Chianetta hanno asfaltato il sul secondo palo, ma viene intercettata dal portiere Furnari. Insiste la formazione ospite con Cerniglia che apparecchia per Lucera all'1 contro 1 dell'ala, rientro in campo dopo un breve stop, la palla messa in mezzo, l'anticipo di Balistreri che però non riesce a indirizzare verso la porta. Poi episodio chiave al minuto 24 con la sponda che non riesce a Balistreri, il colpo di testa sul quale si avventa Secan che salta un difensore, poi va ad anticipare Furnari, mette in rete, ma il direttore di gara annulla per un presunto fallo da parte dell'attaccante del Misilmeri ai danni del portiere della Mazzarese. Proteste vane della squadra ospite, insiste però la Don Carlo con Secan per Balistreri che riesce a girarsi poi allarga ad esterno molto bene per Cerniglia, il quale ha lo spazio per armare il tiro, la parata di Furnari in calcio d'angolo.
Si aprono alcuni spazi per la Mazzarese che prova a distendersi in ripartenza, qui di Giuseppe col trasciante in profondità per Galfano, il quale arriva sul fondo, cerca di calciare, trova Zoom che mette in calcio d'angolo. Altra azione che hanno dopo la discesa di Galfano che qui ci prova ancora una volta, questa è una ghiotta chance per la Mazzarese con la conclusione con il destro, la palla che incoccia sulla traversa, azione che non è finita perché Galfano la rialimenta, il salvataggio di Giuliano e poi riesce a liberare la Don Carlo con un altro nuovo entrato, ovvero sia Alessio Lonigro. Veniamo però alla mezz'ora, il cross proprio di Lonigro, la testa di Matera che batte Furnari in posizione giudicata regolare, secondo gol in 4 giorni per Federico Matera che aveva già bucato la difesa dell'Unitas Sciacca e soprattutto Don Carlo Misilmeri in vantaggio al Nino Vaccara quando manca un quarto d'ora alla fine, ci prova la Mazzarese soprattutto con il piede destro di Najib Sekoum, il quale colpisce il palo su calcio di punizione, poi libera la difesa della Don Carlo. Siamo al 7° minuto di recupero, ultima preghiera, ancora Sekoum, aggira ancora la barriera, questa volta scavalca anche la traversa e su questa conclusione si chiude la partita del Nino Vaccara. Il primo round dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza se lo aggiudica la Don Carlo Misilmeri che sbanca il campo della Mazzarese. No, io non ne parlavo praticamente 1500 euro. No, sono lavorato l'Inter, lo stesso prezzo. 3.000 o 4.000 euro. Un produtto del retro. Ormai tu sai tanti che era alla mano. Ci vado sotto l'acqua, acqua. Marito sapete, ho visto un marito, qui da resta per 80 anni. Non c'è marito. C'è da fare un po', ci potesse essere magari qualche cuscinetto più chiaro. Però a 1.000 euro. 1.000 euro. Allora, tutto lui era rispetto a chiedere del marito, grigio. Adesso se ci fosse acqua, quindi ovviamente non si va, Ormai che noi io faccio ogni italiano. Però io fai tutto. E poi io ho ingaggiato perché tu fai i chilometri. Quindi tu devi vietare di fare la padea. però voglio dare tu dentro. Ah, io so che cos'è. Siccome c'è un motore idraulico attaccato capisci, a calore dove gli idraulico. Troppa di armi. Mettono 85 140 è leggermente più dentro. Ora io Qui sta bene, se c'è smeregno, porca ferma. ma non vai tutto così, capi, esagonato, che sarà era lui che c'è in brillantino, però un po' due dico No, c'è la cementazione che sta facendo il scenetto. Quindi fa un smeregno, fa oh, non figa di tuo padre che cazzo? perché basta la cementazione, la bagna con idro,
Queste che poi sono regolate. Facciamo una partita. Ce l'ho un regolaggio. Io ora mi pare che ce l'ho un regolaggio. Ma che vamos a dire sul cancello? Secondo tempo di Geraci San Fratello, siamo all'8ª giornata del girone B di promozione siciliana. 1-0 dopo i primi 45, il gol di Marrone al 25esimo, segnato il suo 12esimo stagionale in 11 partite, una media veramente ottima per questo inizio di stagione, la sua prima con la maglia del Geraci. Entrambe le squadre non hanno effettuato cambi rispetto ai primi 11, intanto Serio, che nel primo tempo ha avuto diverse occasioni da gol, nel primo tempo guadagna un calcio di punizione dal limite dell'area. Facciamo un recap delle due formazioni: Geraci con il 3-5-2, Del Miere in porta, Saidini, Assi e Pecoraro in difesa, a centrocampo Albanesi, Gonzales, Villar, Serio e Coco, in attacco Velardi e Marrone, a disposizione di Mirto. Per il San Fratello invece c'è un 4-4-2, Di Martino in porta, che ha avuto molto da fare nel primo tempo con diverse respinte. In difesa Drago, Regina, Ugrotte e Monastra, centrocampo Galati, Bontempo, Pitarresi e Ditale, in attacco la coppia formata da Vergara e Fiore. Opportunità dal limite per il Geraci, barriera a 6 con un uomo dietro, c'è Serio che batte morbido, ne fa un altro Serio su calcio di punizione. E sempre lui, Gioacchino Serio, ne ha fatti 2 su punizione contro il Villarosa, sempre qui alla Santissima Trinità. Sblocca la gara per quanto riguarda il secondo tempo contro il San Fratello, 2-0 da parte di Serio. Ripresa che non poteva iniziare peggio per la squadra della provincia di Messina, che non ha prodotto granché nel primo tempo verso la porta di De Miere. Geraci invece che raddoppia così
i conti. Si stanno giocando ovviamente anche le altre partite di questo turno di campionato. Aspra Pro Falcone 1-0, Mistretta Città di Casteldaccia 1-2, Gorgonia Delia Sant'Angelese 0-3. Questo è il risultato più sorprendente. Alle 15 assieme a Geraci San Fratello è partita gioiosa Super Giovane Castelbuono, risultato solo 2-0 ieri la vittoria del Lascari Cefalu 3-0 contro la Castelluccese. Riposa invece il Villarosa, che proprio qui ne ha presi 6, di cui 2 su punizione dallo stesso Serio che ha segnato poco fa. Fiore, il passaggio verso Fiore di ritorno dalla fascia, nulla da fare, avanza Velardi, riesce a servirla per Marrone, pallone per Velardi in verticale, Velardi segna anche lui, sua azione, il ritorno al gol di Claudio Velardi. (3-0) Geraci, sembra ormai essere in discesa. E già partono i cori, salutate la capolista. Un 3-0 contro quello che invece sta subendo la Gorgonia Delia in casa, nel suo fortino al Carvello contro la Sant'Angelese. Fiore, l'ultimo tocco è di Coco, oggi si fa la fascia sinistra, non c'è Valor squalificato, ha preso 4 giornate, Aversa in panchina. Oltre a lui, a disposizione di Mirto ci sono anche Cigno, D'Agostino, Ferrera, Pisacreta, Conate, Muro e Lo Cicero per fare un quadro completo. Mentre lato San Fratello, Montagna per quanto riguarda la porta, poi Rai, Margot, Minolo, Praticò, Basiru, Dimise, Cannistraci e Sammudi. Praticamente c'è tutta la panchina del San Fratello a riscaldarsi. A bordo campo stessa cosa, stessa situazione per il Geraci, che è partito forte in questa ripresa. I gol di Serio su punizione e di Velardi. Si sono aggiunti a Marrone, che ha segnato nel primo tempo. 2 giocatori a terra, 1 per parte. C'è Fiore che si rialza in questo momento. Tanto San Fratello si va a toccare la zona dell'Anca. Si rialza in questo momento invece Coco. Marrone recupera il pallone, poi il tocco da dietro di Vitale, finisce giù Marrone. Eccolo qui il fallo fischiato, cartellino giallo per Luciano Regina. Oggi fa le veci di Delfio Calabrese, il bomber camionista del San Fratello. Nuovamente Serio sul punto di battuta, siamo più lontani rispetto a prima. Parte Serio, stavolta alto. Non sempre può andare bene. Serie di cambi in casa San Fratello, c'è l'uscita di Bontempo, al suo posto entra Margot.
Esce anche Regina, ammonito poco fa. Al suo posto Pratico, mossa offensiva, lui che è un fantasista. Entra anche Samudi, attaccante marocchino. Al posto di Vitale, seconda presenza per Samudi. C'è stato il debutto alla sesta giornata nella partita persa a Gliaca di Piraino per 3-1 contro il Gioiosa. Velardi, pallone verso Marrone, a rispondere c'è stato Ugrotte, mette fuori con decisione il San Fratello, con un altro nuovo entrato, ovvero Rai. L'appoggio di Vergara, non c'è nessuna gestione però da parte di Fiore. Sale Pecoraro, non trova nessuno però sul cerchio di centrocampo, prova ad avanzare il San Fratello 6D, quasi perfetto sull'arrivo di Pratico, poi Coco e Gnasi non si intendono. Il Geraci comunque sempre lì in zona. Più tardi, al 49esimo, Marrone è salito a 12, Velardi invece a 8, è stato a secco contro la Pro Falcone, era reduce da 2 gol nelle precedenti 2, entrambi su calcio di rigore. Oggi sale a 8, mentre Serio fa a 7, anche lui a secco nella gara di Falcone. Sei di testa anche in campionato da titolare, sta confermando un ottimo elemento in difesa. 1-2 tra Velardi e Serio, il cross è provato, c'è Drago, Velardi giù, Drago senza fallo, ancora Velardi, le va via con decisione Monastra, c'è sempre Velardi a prenderla però, cross tutto sul fondo, pallone che esce, poi rientra. Stava andando al cross il Geraci lì in fascia con Albanese. Monastra vince il rimpallo, Vergara, ancora Vergara, sempre lui, il passaggio per Galati imperfetto, allora Marrone, largo Serio, l'anticipo, evita Drago lo stesso, poi Drago, ottimo contrasto vinto dal classe 87, va via Coco, in avanti Serio, la può prendere, ancora Serio verso il centro, Drago davanti a lui, la prende ancora una volta in maniera regolare. 2 ottimi stop dell'avanzata avversaria nel giro di 30 secondi. Monastra, Pratico, tunnel su Villar, ma c'è Coco, passaggio per Fiore, va Fiore, calcia da fuori, centrale per De Miere. Questa è di fatto la prima conclusione del San Fratello in tutta la partita, arrivata da Davide Fiore.
Gnassi e Villar non si intendono, e allora Galati in verticale, pallone ancora per Fiore, calcia Fiore, ma era in fuorigioco. Pallone oltre l'incrocio, Fiore invece era oltre la linea dei difensori del Geraci. Geraci che nel prossimo match sfiderà la Castelluccese, un replay del doppio confronto dei 16esimi di Coppa. La gara sarà al Berzot di Castel di Lucio. Lancio in profondità, colpo di testa, Velardi al volo, finisce fuori. San Fratello invece, che avrà un'altra gara difficile contro l'Aspra e non giocherà neanche in casa, perché per adesso il Luigi Gaiani sta subendo dei lavori di rifacimento. San Fratello che per esempio l'ultima gara l'ha giocata alla Fresina di Sant'Agata di Militello. Dunque sarà campo neutro per la sfida contro l'Aspra. Avanza intanto il San Fratello, pallone al limite, praticò, lascia dietro Galati, fitto basso sul fondo. C'è però calcio d'angolo, c'è stata una deviazione. San Fratello che ci sta provando in questi minuti dopo 60 di gioco. Giustamente è doveroso dare segnali al proprio allenatore, e anche contro la squadra più forte del girone. Praticò, morbido in mezzo, De Mieravolto, colpo di testa sopra la porta, il tentativo di testa da parte di Ugrotte. Un successo molto importante perché Città di Casteldaccia si trova in fondo alla classifica, così accorcia da 3, passa a 6 punti, a -1 proprio dal Mistretta che è penultimo. Questa qui era una sfida a salvezza vera e propria. Dunque, primo finale dai campi delle partite iniziate alle 14:30. È finita anche Adelia invece con la vittoria della Sant'Angiolese sul campo della Gorgonia 3-0. Successo veramente importante, così la Sant'Angiolese passa nella parte sinistra di classifica. L'alzata provata da Fiore, risponde Gnassi, serio, una spinta leggera di Samudi. Possesso palla del San Fratello che prova a farsi conoscere sul campo del Geraci, provando a salvare il salvabile. Velardi anticipato, si ritorna dietro da Margot, sale Ugrotte, porta sempre in profondità, poi decide di girare Galati, il pallone largo di Vergara, il cross di Monastra, non c'è la testa di Fiore, cross che ha attraversato tutto il campo in orizzontale, pallone fuori. La prossima volta con dolce vita a prendere. Ogni volta che il Geraci conquista una punizione, tutti gli occhi vanno su Serio. Parte Serio in mezzo, colpo di testa di Velardi sul fondo.
Il rinvio per Di Martino. Serio, scivola, va a prendere il San Fratello con Samudi. Serio anche con la suola. Poi Gonzales, giù Velardi, si continua, Marrone, intanto sale Coco a destra, si è spostato lì. Un po' troppo lungo il passaggio per Marrone, lo tocca contro Drago, pallone in mezzo, non c'è nessuno a staccare di testa, allontana Rai. Pecoraro, serio, pallone di ritorno per Pecoraro, si inserisce Velardi in mezzo, Pecoraro deve sfidare Osama Rai che la tocca, ma per Serio, giù Serio, calcio di punizione, fallo di Samudi. La sua battuta in mezzo, colpo di testa di Drago. Andrà Coco. Va Galati. La battuta in mezzo, colpo di testa, è stato più di uno. La tiene il San Fratello ancora. Vergara, c'è il tocco di Gonzales. Qui dalla battuta a Monastra. Rimessa lunga, prolungamento di Samudi in mezzo. La prende il Geraci con Gonzales. Poi il fischio dell'arbitro. C'è stato un fallo. Nuova punizione per il San Fratello. Alla battuta Gonzales, l'intervento di Vergara, tra i migliori per volontà in casa San Fratello. Serio, gira tutto il campo, sta arrivando a Velardi, ancora Galati, Monastra, Vergara verso la fascia di sinistra, verticalizzazione, Praticò, ce l'ha sul sinistro, mette dentro, il tiro mancato di Fiore, occhio a Samudi, rimpallo, ancora Fiore, prova a piazzarla, doppio rimpallo, allontana Pecoraro, grossa occasione per Fiore, è stato invitante il passaggio di Praticò. Posizione buonissima quella di Davide Fiore, non è riuscito ad andare al tiro, giù Serio, fallo e punizione per il Geraci. Poco più di un quarto d'ora al fischio finale, partita che ormai non ha più nulla da dire se non la volontà del San Fratello, che in questo momento fa un cambio, è pronto ad entrare Basiru, prende il posto di Fiore. Dentro Yadama Basiru, che è un esterno d'attacco, dalla rimessa Marrone, la protezione di Monastra, l'ultimo tocco di una maglia del Geraci. Si riparte da Di Martino. Arrivano i cambi anche per il Geraci, è pronto ad entrare Murò. Esce Serio,
che consegna la fascia a Pecoraro, e c'è anche Marrone, autore dell'1-0 serio, ha fatto il 2-0. Dentro dunque Murò assieme ad Agostino. Eccoli qui, i primi due cambi del Geraci a un quarto dalla fine. Ci sta sul risultato di 3-0 con una partita ormai senza storia. Giro palla come al solito tranquillo del Geraci. D'Agostino verso il centro, Villar riesce a toccarla. Era molto buona quella di Villar. Tante idee utili per mantenere il possesso del pallone. Si lotta su quel pallone da terra con Albanese protagonista. C'è il 3-0 del Gioiosa, la gol di Tindaro Calabrese. 3-0 sulla super giovane Castelbuono. Anche questo è un risultato sorprendente, oltre al 3-0 della Sant'Angiolese sul campo della Gorgogna Delia. Rai, Ugrotte verso Basiru, segue Vergara, aveva chiesto il pallone. San Fratello che alla fine ha trovato Gnassi. Rai lungo la fascia, nuovamente verso Vergara, c'è Pecoraro, zona bandierina, cerca una via d'uscita, cerca il recupero del pallone. Vergara se la cava, l'ha toccata, pallone che ritorna tra i giocatori del Geraci, lanciato Velardi, ultimo degli attaccanti titolari a rimanere. Spazza Rai, la prende Albanese, non può agganciare Gonzales. Basiru, largo da Rai, pallone è regalato al Geraci, riparte D'Agostino, chiede il movimento, Murò, verticalizzazione, la presa di Martino. San Fratello dunque che perde posizioni così in classifica. Dopo la sfida contro l'Aspra ci sarà la trasferta di Villarosa, poi la sfida in casa contro la Pro Falcone. Pratico contro Sedi, riesce il passaggio un po' largo verso Vergara, la prende Galati, ancora Vergara, largo, Margot, il tocco di Villar, risponde Gnassi, ancora Villar in mezzo a tre, la passa sì, ma a Bonastra. Geraci che invece dopo la sfida a Castel di Lucio Vai Oso, vai! rimessa laterale per il San Fratello che un gol almeno lo vuole fare
oggi lanciato in profondità Murò. Rai. È sistemato a destra il terzino del San Fratello. Praticò dietro da Galati, lancia in profondità verso Basiru, colpo di testa di Pecoraro, rimpallo contro Albanese, pallone fuori, nuova rimessa per il San Fratello. Batte Osama Rai, Basiru, alzata, c'è però il fischio dell'arbitro, punizione dal limite per i messinesi. Tre in barriera, sistemati da Deniere. La battuta affidata a Praticò. Parte Praticò basso col sinistro, c'è Rai, calcia, pallone largo. Tentativo di Rai. Conate, tratto dalla panchina, ormai da diverse stagioni qui a Geraci Siculo, anche ai tempi della prima categoria. Si gira Margò, Monastra, c'è Gonzales però, Conate, Monastra da dietro, Conate riesce a passarla verso Villar, c'è un giocatore a terra, tanto lungo la fascia di destra del Geraci, però Gonzales, pallone che è terminato fuori, Gonzales si è rialzato. Indicazioni da distanze abissali da parte di Mirko per Coco. Gonzales cerca di pressare alto il San Fratello, tocca Galati ma non basta. Sedi, controllo anche con la spalla, poi perde il possesso, la recupera Samudi. Vergara, limite, si allunga di troppo, subisce fallo però Marcos Vergara. C'è il calcio di punizione conquistato dal giocatore del San Fratello, ha segnato 2 gol nelle ultime 2. Vorrebbe continuare su questa scia, ma a questo punto della partita, con questo risultato a sfavore, è molto difficile. 2 gol li ha segnati anche Delfio Calabrese, di cui uno però sul calcio di rigore alla 5ª giornata contro il Mistretta. C'è Ugrotte, anche Galati più lontano, parte Ugrotte, centrale, non la mantiene Demiere, c'è il gol da parte di Praticò, ma è fuori gioco.
Gol annullato il San Fratello, aveva segnato Praticò. Tira un enorme sospiro di sollievo, soprattutto per se stesso Demiere, per la questione clean sheet, che è sempre importante per un portiere, e soprattutto per come lo ha subito questo gol. Intanto c'è un cambio pronto per il Geraci, entra Lo Cicero al posto di Villar. Sentite l'ovazione per Damiano Lo Cicero, bandiera di questa squadra. Un'icona qui a Geraci Siculo, Damiano Lo Cicero. Ha giocato sempre negli ultimi minuti, oggi alla sua seconda presenza in campionato, ha giocato 5 minuti alla seconda giornata. Nella sfida contro il Gioiosa ed è la punizione battuta per il Geraci. Si appresta a ricevere il 10° risultato utile di fila. Basiru, cross in mezzo, Gnassi di testa, Rai ripropone, la va a prendere però Konate. Nel lancio a cercare la fascia di D'Agostino. Tutto arriva a Di Martino. Galati, Praticò, si allunga un po' troppo il pallone, se la cava comunque servendola a Drago. Margot ha preso la fascia di Regina. Basiru calcia il volo col sinistro, Demiere. Ci ha provato Dama Basiru. Muro si era girato un attimo. Vergara, l'appoggio Samodi. Basiru si intende con i suoi, allarga le braccia, riparte il Geraci che ha tanto spazio, avanza Gonzales, largo verso la corsa di Muro, arriva Rai, Muro lo punta, si accentra ancora Muro, non calcia alla fine, c'era eventualmente anche Konate. Muro, Gonzales è sua, largo Lo Cicero, non calcia, in area di rigore comunque, ancora Lo Cicero la giocata fino in fondo, Lo Cicero, l'ultimo tocco il suo. Il pubblico allo stadio apprezza comunque la giocata. Geraci albanese si sgancia così D'Agostino, non passa contro Grotte. Il recupero del San Fratello che spazza via Galati. C'è l'attacco di Konate che dice non ho commesso fallo. Basiru si ferma, poi la serve a Samodi, la ferma la sfera Konate, c'è il triplice fischio, c'è il 3-0 del Geraci sul San Fratello, una partita chiusa definitivamente nell'inizio di secondo tempo. Il gol di Marrone al 25esimo, nel raddoppio su calcio di punizione
da parte di Serio al 47esimo, 2 minuti dopo il tris segnato da Velardi. I tifosi del Geraci richiamano la squadra di Mirto sotto la tribuna. Sentiamo un po'. Gli applausi della Santissima Trinità per il Geraci, vittorioso 3-0 sul San Fratello. Prossima sfida in casa della Castelluccese la prossima domenica alle ore 14:30. Il San Fratello invece ospiterà l'Aspra allo stesso orario, sempre domenica prossima. È tutto, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.